Ben ritrovati amici di mattoscacco.com, buona giornata. Oggi siamo qui, vedete, sempre in tenuta felposa ormai, ma voi che ne sapete della pianura padana che fa un freddo boia, d'ora in poi vedrete sempre solo con felponi, tutte strapesanti, eccetera, eccetera. Comunque, oggi siamo qui per parlare del peggiore, del miglior sito di scacchi. Stiamo parlando di CS24, salutiamo il maestro Nicolò Napoli qui a lato, grande maestro. E ritorniamo a noi. Non so se lo sapete, ma recentemente CS24 è stato aggiornato. Voi lo vedete sempre uguale, ma se andate in alto e fate clic su gioca, vi si aprirà un'altra schermata. Wow, innanzitutto hanno inserito la dark version, cioè lo sfondo nero che serve a non affaticare gli occhi, visto che tanti di noi stanno tanto tempo durante il giorno con gli occhi vicino al monitor, almeno così evitiamo di affaticare la vista. Poi abbiamo una serie di modalità di gioco, di tempistiche, queste sono quelle lì di default, chiaramente potete anche customizzarle, ma farete fatica a trovare degli avversari. Già CS24 in confronto all'ICS, chess.com c'è meno affluenza di giocatori, rischiate di non trovare avversari. Detto ciò, andiamo a farci una partitina. Così magari mentre si crea la partita vi spiego un pochettino le novità. Ok, va bene, ci sto, col nero, ci sto. Allora, guardate i pezzi sono carini. Perché mi fai queste cose? Perché mi vuoi fare queste cose? A me. Facciamo così, non so cosa dirti. Ah, ma tu sei quello lì. Ho capito, ho capito. Allora, qui c'era un modo per giocare e il modo per giocare sarà il seguente. Così, ho scelto di fare così, poi giocherò a C5. Ecco, una cosa che non c'era prima nelle scorse edizioni, chiamiamola così, era proprio la possibilità di disegnare le freccine, di mettere un po' di colori, mentre adesso finalmente questa cosa si può fare. Questo è ottimo per chi streama, per chi fa video online, quindi questa è una funzionalità molto importante. Non so perché il mio avversario sta giocando così, intanto la scacchiera è diventata molto più reattiva, più veloce. Potete cambiare anche i colori della scacchiera, dello sfondo, che sono pessimi. Io vi consiglio di non farlo mai se non volete uccidervi gli occhi. Ritorniamo alla scacchiera originale. Non che io sappia, che io non riesco a vedere come cambiare il set dei pezzi, no? Che è un pochettino più diverso. Quindi forse si può fare solo a chi ha un account premium, probabilmente, può essere una spiegazione. Forse. Mi scazza giocarti questa. Te la giocherò. O forse non si può fare proprio, quindi va bene così. Questo alfieruccio dove lo facciamo andare? Facciamolo andare qua, va? Tanto non penso che mi arriveranno dei doppi da parte di questo pedoncino, cose varie. Lui vuole che ragazzi, io non so perché il mio avversario sta giocando così. O sta giocando il cuginetto con l'account del... Non lo so. Magari è una nuova apertura. Ah, vuoi sperimentare una nuova apertura? Sapere ti faccio la 300. A proposito di aperture. Ok, fianchettiamo anche l'altro alfiere. Bam. Va bene, ho scelto per uno sviluppo un po' modesto. Come vedete potevo allargarmi, ma modesti, onesti, la parola chiave, la modestità, l'umiltà, la modestitaggine vince sempre. Ah, perché sono già pronto a ricevere il commento di qualcuno, ma è sbagliato il verbo, invece no. Comunque, attenzione che cosa sta giocando questo essere. Ma così mi poni su un piatto d'argento questa, dove ti minaccio questo pedone debole, non puoi sviluppare il cavallo perché appena togli il cavallo, bam, perdi quel pedone. Vedi cosa significa muovere così senza alcun senso? Adesso potrei giocarti anche F5 se voglio. Se proprio mi girano le balls potrei giocarti F5 o semplicemente cavallo F6. Però F5 sai che mi gasa. Raga, mi gasa F5, che faccio? Che fo? O semplicemente alfiere B7, siamo più coerenti. Ci sto. Alfiere B7. Poi l'analizzo perché l'analizzo, però
Voglio essere coerente senza farmi mischiare in sistemi Stonewall che io odio. Odio. Evitate ragazzi, se amate gli scacchi evitate gli Stonewall. Ok, il mio avversario mi invita a ritirarmi, anche se vedo dei possibili sacrifici qui, però credo che siano ancora un po' prematuri. Tac, tac, cavallo. Ti attacco la torre, donna qui e non ti posso mai dare matto perché c'è l'alfiere che tiene. Tac, sposti la torre. No, no, troppo prematuro. Troppo prematuro, devo rientrare. Ahimè, devo rientrare. Niente. Comunque sono felice perché ho ottenuto questa spinta che ha creato un buco qui e ha indebolito l'arrocco. Quindi, anche se attualmente non sta accadendo nulla, lui sta forse per sorreggere la spinta ai 4, ma devo dire che onestamente non mi preoccupo. Adesso c'ho anche questa, tra l'altro. C'ho anche questa per aumentare sempre la pressure su questo pedone. Vediamo se ci sono altri modi più simpatici, carini e coccolosi per fare tutto ciò. Questo alfiere io te lo voglio lasciare chiuso, visto che tu te lo sei autochiuso. Che si può fare? Che si può fare? Andiamo di torre. Cattura, 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 cattura. Sì, qui vedo uno sfracello. Qui vedo una serie di catture senza fine. Se ti catturo io, mi sa che vai di pedone. Sarei anche contento. Sai che non so quale sia la mossa migliore in questo momento. Forse torre qui. Che indirettamente fa sempre pressione qui, quindi sì, scelto, aggiudicato. Non sarà la scelta migliore, faccio un pre-move di cavallo. Sì, secondo me la grafica è migliorata nettamente, più friendly user, come si dice, no? Più amichevole, da app anche funziona. Ogni tanto ha qualche bug, tipo oggi non riuscivo a collegarmi, non si sa perché. E in più io mi chiamo Matto Scacco e non so perché mi fa uscire Christian, non lo so, non lo so perché. Ok, a questo punto cambieremo tutto e quindi il mio scopo sarà quello di fare pressione su quel punto. Questo è il mio obiettivo di vita, quindi donna C7, tra l'altro mi sta anche aiutando in questo, anzi c'ho forse anche prima torre C4 che è un'ottima casa per quella torre, che tra l'altro mi libera anche a possibili, o forse semplicemente questa, senza abusare, perché questa... Anche questa è giusta, secondo me. Anche questa è giusta. Tanto sono abbastanza indifferenti, prima o poi vanno fatte tutte e due, no? Quindi facciamolo. Sì, ma anche perché se facevo questo forse lui poteva catturare qui. Quindi dai, ci abbiamo la partita in pugno, non facciamoci scappare. Adesso giochiamo in modo posizionali, mosse giuste, Christian? Mi raccomando. Lui ha l'alfiere bloccato, l'arrocco indebolito. Mamma mia, qui mi sento almeno un meno 1.5. Dopo la andiamo a analizzare, ma alla mossa 17 qui siamo a meno 1.5. Raddoppino di torre, che non fa mai male. Via, via, qui bisogna... Ragazzi, quando trovate un punto debole, tutte le vostre forze devono convergere contro quel punto debole. Ok, finché lui c'ha il cavallo qui, io sono felice. Vediamo se posso spingere e azzardare a... Ah, che bella mossa che ho visto, bella, mi piace, la farò, questa. Seguirà questa, quindi con ulteriore pressione su questo pedone. E la cosa mi piace sempre di più. Sto iniziando a diventare sadico, ragazzi. Sto iniziando a diventare veramente sadico. Ecco, non so se l'ho già detto, se me lo ridico. Per quanto riguarda l'analisi della partita, si può fare solo se hai un account pro, premium. Non lo puoi fare se sei un morto di fame come me. E quindi, ma non c'è problema perché ti dà la possibilità di scaricare il PNG. Ok, io continuo sulla mia strada, no? A meno che ci sia qualcosa di meglio, tipo torre qui al momento, forse un pelino meglio. Torre qui, mi metto sul fuoco della sua... Su questo lui può spingere. Non so se torre qui, anche prima c'ho lo stesso dubbio. Però forse gli do modo di fare che? Per fare niente. Questa. Questa. Torre qui. Vai, facciamola, va.
Facciamola. Non può essere sbagliata. Ok. Ok, mi sento abbastanza in una botte de fierro. Con questa, quando riesco a triplicare i pezzi, ragazzi, mi sento... Posso dire Gesù Cristo? Qualcuno si offende? Qualcuno si offende? Allora non lo dico più. Però che figata, che figata. You're gonna see me shine, 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 shine. Walking on beams of light, 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 light. Sì, dai, sono felice che abbiano rinnovato questo sito. Era veramente quello lì un po' più indietro. È diventato un po' in stile lices. Qui a lato vedete i pezzi che sono stati catturati da entrambi gli... ma questa me la devi spiegare. Niente, io catturo, che ti devo dire? Prima questa e poi catturo. Sì. Prima questa tu vieni, dove vieni? Dove vieni? Tu vieni tipo qui. Io catturo, tu spingi, attacco sulla torre. Vabbè, facciamo che catturo. Catturo e basta, chi se ne frega. Vabbè, dai, facciamola, Chris, hai poco tempo, quindi va fatto. No, no, questa è giusta. Questa qui è giusta. Così poi posso fare scacco sulla diagonale nera. Credo, non vorrei pentirmi di questa mossa, se no mi arrabbio con me. Non vorrei pentirmi di questa mossa. Mi sa che me ne pentirò, sai. Vabbè, dai, catturiamo. Catturiamo. Mi piaceva aprire C4 per la donna, però sto vedendo che poi dopo torre in C4 e donna in C5 la mia torre era abbastanza bloccata. Quindi va bene. Adesso, ok, ho questo pedone avanzato. Tutto il mio vantaggio in quel pedone, non devo perderlo. Posso tra l'altro portare il cavallo che attacca la donna e difende l'altro pedone. Ok, ha fatto quella mossa di cui pensavo. Adesso potrei anche... Potrei chiedere un cambio di donne, che dite? O è troppo da cacasotto? Un po' da cacasotto, eh. Il cavallo mio è fuori uso. Mi ci vedo qualche bel sacrificio. Io me lo ci vedo. Cioè, non ora. Non ora. Eh sì, secondo me devo giocarla questa. Secondo me ho sbagliato. Vabbè, Christian, basta che non perdi per il tempo. Siamo tutti felici. Tutti felici. Sì, devo cambiare le donne, va. Ho scelto che bisogna cambiare le donne prima che perdo per il tempo. Oppure... Raga, ho un problema, non so che mossa fare. È un problema questo. Intanto posso spingere. Cavallo a lato. Non cavallo a lato. Cavallo a lato scacchiera. Ho un problema. Cambierò le donne perché non so veramente cosa fare. Cazzarola, non volevo farla questa mossa. Tac, tac. Tac, sto vedendo manovre di cavallo. Vabbè, facciamo qualcosa, raga, perché è una blitz e non ho neanche l'incremento. Magari libererò una via di fuga al mio re per evitare matti, cose varie, strane che possono accadere in queste posizioni. Quindi è quello che farò. Ok, spingi pure, non ti preoccupare. Non ti preoccupare, spingi pure. Io ritirerò l'alfiere qua. Dopodiché ci avrò questa. Ci avrò questa che ti arriva on the face. Oh, quando la tua donna sarà via da qui, amico mio. Mamma mia, cosa ti arriveranno ste cose. Tra l'altro la torre da qui è veramente fortissima. È veramente fortissima. È veramente fortissima la mia torre. Quindi... sono felice di aver trovato un modo per continuare perché sennò era veramente tragica qui. L'altra volta che la mia torre sarà qui spingerò anche questo pedone e forse riuscirò ad andare a promotion. Chi lo sa.
Chi lo sa, devo stare attento a non perdere questo pedone, però è stato un po' avventato forse questa mossa. Un pochino, che dite? Un pochino avventato sono stato. Ok, adesso c'è questa che dovrebbe funzionare perché c'è la scoperta. Se stack... sai che ho paura di perdere un botto di pezzi. Paura di perdere un sacco di pezzi. Torre, tu dove ti piacerebbe andare? Vabbè, dai, facciamola. Facciamola. La mossa più sbagliata del mondo, adesso perdo questo, poi c'ho lo scacco di scoperta sulla donna, perdo un sacco di roba. Perdo un sacco di pezzi. Non so se ho il compenso per la donna. Se lui accetta, non lo so. Se lui semplicemente sposta il re, posso fare questa, perché adesso la mia donna... Sì, posso fare questa. C'ho sempre il cavallo sotto da tenere in considerazione. Ok, l'ha fatta, quindi non posso fare altro che giocare questa. Ok, c'ho questa entrata qui che non ho visto, che è molto forte. Dai, 1 minuto e 30. 1 minuto e 30. Sì, dai, matto subito direttamente, senza neanche catturare la donna. Bam! Optimus, più 23, andiamo avanti così. Ecco, dicevo, per analizzare dovete avere tanti soldi. Esatto, siccome noi non ce li abbiamo, facciamo clic su scarica e vado semplicemente su chess.com. Io me la vado ad analizzare su chess.com e che soffesse. Visto che su chess.com pago, carica PGN, allora ce l'apriamo, tac, eccolo qui. Allora adesso ci facciamo dare un giudizio dal nostro amico, tra l'altro veramente ha giocato in un modo non strano di più. Ok, vediamo cosa dice il mio amico Fritz qua, precisione. Non dice più nulla? Ma che cosa è successo, raga? Non dice più nulla. Ma non... No, ragazzi, ma questo è un complotto. Cioè, non solo chess.com non dice nulla. C'è mossa da libro, mossa... Ah, ecco, qualcosina sta dicendo adesso. Però perché non mi dà la precisione? Abbiamo giocato così male. Inizia revisione. Boh, vabbè. Andiamo a vedere, va. Ok, è talmente lento. Senti, facciamo così, va. Manuale. Ok, va bene, va bene, va bene. Va bene, va bene. Va bene. Va bene. Va bene. Ecco, finché vedete qui del nero vuol dire che comunque è abbastanza a favore del nero. Quando vedrete del bianco spuntare sarà a favore del bianco. Ecco qui cavallo, qui diceva alfiere B7 subito o alfiere A6. Cavallo qui in realtà non gli è piaciuta. Su questa c'era cavallo per C3. C'era cavallo per C3, su cavallo per C3. Usti c'era il doppio. Come ho fatto a non vederlo? Non l'ho vista, non l'ho vista. Anzi, tra l'altro sta anche cambiando idea, dice cavallo per D2 adesso. Ok, niente, non ho fatto nulla di tutto ciò. Siamo quasi a +1 per il bianco, questa mossa probabilmente non era tanto buona. E qui ancora cavallo C3 che non ho visto, mannaggia. B per C5, B per C5 e siamo alla 13ª mossa. Qui devo giocare C per B4, non l'ho fatta. Cavallo che si è cambiato tutto. E siamo alla 17ª mossa e come vi dicevo, secondo me eravamo almeno a meno 1,50, siamo quasi invece meno a 2, quindi si vede che qui c'è il vantaggio da parte del nero. Raddoppione di torri, E5 corretta, D4 va bene anche ecco, come me la valutava torre qui?
Torre qui no, non gli piace, meno male che non l'ho fatto, perdevo un punto pieno di vantaggio. Questa è buona. A5 dice di giocare questa. Porco cane, ho perso tutto il vantaggio. A5 invece, donna B2 e poi E4, madonna. Questa, quella, A5 ancora non l'ho fatta. F5, ma chi è che gioca a ste mosse? Torre qui, va bene, alfiera A8, questo lì, torre B8, ok, qui ha fatto lui l'errore di spostare lì, perdere un tempo, torre B2, tac, donna B6, credo fosse non tanto buona, invece è la principale consigliata, e su questa torre C va in B5 addirittura, diceva di andare qui, neanche di andare qui. Ma pensa a te, su questa, e qui c'è stato il matto in una donna F2. Bene, meno male che c'è chess.com che ogni tanto ci dà una mano a rivedere bene queste posizioni. Bene, bene, bene ragazzi. Dai, allora spero di avervi fatto scoprire qualcosa di nuovo. Ci vediamo alla prossima. Ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!